Ma che dai combinato? Non siamo fortunati. Virillo, la prego, ma per favore. Buonasera, signor Melillo, ma amore. Grande, ieri era contentissimo del suo abito ideale, Rosetti. La morte della Rosetti, la muttatello, il salò e il... Vengo qua. Peppe Iodice! Peppe Simone! Peppe Iodice! Ciao a tutti con te! Salve, buonasera, Padovano. Grillo! Padovano, come birra tutto? Padovano? Vabbè, questi 10 minuti stand by, perché io parlo... Relax. Ah, buone straniere proprio giapponese, relax, buonasera. Salve. Clune tutto abbronzato. Nino da domani a Sanremo. Andiamo. Che Lasciami tranquilla. Già, come sta bellino stasera? Tutta questa cravatta tutta English. Buonasera a tutti. English. Buonasera. Allora, diciamolo subito, Walter. Sì. Parliamo di Mourinho perché, insomma, se no ci giriamo. Tu hai detto che non ne puoi parlare. No, io no. Una cosina la devo dire. Mourinho si buffò, si antipatico, si scemo. Sì, ma mi piace, dici, meglio Mazzari sbraita, era scassato nella panchina, bellissimo. Che non si muove proprio, non si spreme, ma come uno viene a Portogallo non si spreme, o Portugallo che non si spreme, è una cosa, È un'anomalia! È un'anomalia, come dice, fa capire pure a Padovano. Dopo glielo spiego. Antonio Coppi sta spiegando a Portugallo che non si spreme. Secondo me è tu un Portugallo ai giardini, infatti si mette un cappotto che non fa vedere la fronnare. E questo, però, devo dire la verità, che Mourinho ha detto pure quella cosa su De Laurentiis, il signore Piccolini. Secondo me non ce l'avevo De Laurentiis, ce l'avevo con Gravo, con Gargano, se no dicevo quel signore con Giubì. Poi Mourinho, tra l'altro, satteggio, ha sbagliato un sacco di cose, errore tattico, è vicino a tutti i giocatori. Ragazzi, la palla deve arrivare a Milito. La palla la Forrotto, fino a Milito non può arrivare. È un contrasè. Mourinho, tu non sei a zona. E tutta la palla, la Forrotto da 10 secondi già. La palla in da 167, quando l'hai chiuso? Scusami. Poi l'Inter non ha giocato molto bene, perché quelli, io ti dico una cosa che tu a Radio Gol non dici e dovresti dire. La dico domani. Stanno le mie scimità, tu che riesci a si cosa. Stasera gli no, perché c'è un caso da dire, perché non erano i giocatori, tutti quei giocatori di colore stranieri che c'hanno lì, non erano tutti i giocatori, che c'è un retroscena. Quelli sono venuti da Milano col pullman, sono venuti e se l'hanno fatto per dindere un po', che sono usciti pure per il litorale Domizio. Tu quando hanno detto, mister, fammi, ci la marena. Scesi da pullman, sanno che tocca a te mozzarella verso Villa Lidera. L'autista che non vuoi un picciuso, ma tu non ce l'hai mai. Non è che sono un scemo. A un certo punto sono battuto, però si sono mischiati i neri. E sono giunto un capo pullman che si chiama Villa Lidera. E hanno lasciato, sono scudato a Ballotella a cogliere il Pumarò. Stevi, il vero, il vero Mondari si è pittato un cancello a Farro. Infatti si è trovato, chi si non era niente, papà panchina insieme a Marica, e fa fatto io sono contento, oggi ho guadagnato 30 euro. Tu quanto hai guadagnato? E io 100.000 euro, e quanto Pumarò l'hai compiuto? Però devo dire la verità che tutta la chiave della partita è stata sul comportamento di un giocatore. Offer, voglio, si era fatto un anno oggi sono in panchina, è giusto, quello che stava stanco tutta la settimana, a fare un commisso, non è facile. Appena vista la maglia dell'Inter che ha scritto Pirella e tua! E io c'è tra sì! Facevo sei mazzo, fammi trasi, aiuta a si mettere la tuta, aiuta in la macchina, a si mettere la cucina a pacchino, ma ne entro io! Però devo dire che Dossena ha giocato, tu mi insegni alla tizia che ha avuto la febbre. un malore notturno. Dove ero? Va giù. Era carnevale, chi si è buffata? Era carnevale, tu quando dicevi Dossena andare a te chiacchiere, che se l'hai fatta scippa, di da loro.
O ma allora non torna che hanno notato che tu buca capo in un mobile è uscito sanguinaccio al naso. Però la cosa, insomma, io la cosa che voglio dire è che è stata una grande partita del Napoli. Io veramente sono contentissimo di come ha giocato la mia squadra del cuore. E un giocatore ha giocato più di tutti, tu me lo devi dire, anche tutti gli opinionisti. Zuniga. Tu non arrivi proprio. Io tu non arrivi. sempre. Sempre, leva da maschera. Zuniga, tutto quanto soccorrevano proprio. Infatti è stata una genialata di Mazzarri che, approfittando di Carnevale, chi era maggio, che la maschera è Zuniga. L'hanno pittata e coscia. L'hanno pittata e coscia. Però odiamo era malamente e quindi si scagnava ogni tanto. E traseva, offero così ce l'ho bitumere 3 rode, l'ho pittata. Però tutta la partita, se pensi, cioè si scagnava troppo spesso, si è consumato tutto il bitumere. E così ci sei cantati, io lo devo riempire, dove devo andare? Ah, sta uno vicino alla panchina così dice che dice. E tu questo sarà il padrone della bottega. E giunto così ci vacante. E come si chiama? Dice Giuseppe, Mourinho. Però... Questa è bellissima. No, ma tra l'altro questo è bellissimo, è un precedente. Lui ha un precedente perché all'andata... O Bidum, sempre su Bidum, ma di è tutto indonato, che le prove, che latte, allora è vicino al presidente, che lo, come si chiama questo? C'è Massimo Morat. Mi sta facendo questo da sempre. Però io ti dico la verità, io sono venuto qua, oltre a dire che giovedì andrò allo spettacolo di Simone Schettino. Poi ne parliamo. Perché dopo ne delle palle. Non si c'ho botto, non è che si video. No. Però poi devo anche dirvi che io vi aspetto perché è andato molto bene, già l'abbiamo Un detto. successo straordinario. Torni a marzo. L'11 e il 12 marzo in cui c'è Raul che sarà mio compagno di scena, più ciatto che mai, che farà tutte le cose con me. Io vi aspetto l'11 e il 12 marzo al San Nazzaro in un po' particolare di Marangio, Iorio, Iodice, e vi aspetto tutti. Comprate i biglietti a Beveruno e verrà anche il dottor Padovan. Buonasera, sono quello di prima appena sono salito. L'applauso è per Peppe Iodice. Bravo Peppe. Allora Peppe, stai con me? Standing ovation. Ci fermiamo 2 minuti, c'è la pubblicità, 11 e 12 marzo torna Peppe Iodice. Avremo tante sorprese, ancora Brasile, il Carnevale, Simone Schettino. Tra poco vi facciamo sentire però De Laurentiis e Mourinho. E poi Monica Scozzafava ci dice una cosa ai Dennis. 2 minuti. Vicino Fotti, che a me è brasiliano. 2 minuti di pubblicità.